Era fuori da uno dei locali di Piazza dei Signori a Padova con alcuni amici, una serata tranquilla di inizio estate, come tante altre per un giovane ventunenne che però ha rischiato di finire in un dramma. Tutto è partito per un incidente banalissimo, forse uno spintone per errore. È bastato un attimo perché il ventunenne fosse accerchiato da un gruppetto di giovanissimi bulli, uno dei quali si è scagliato contro di lui, prendendolo a pugni in faccia per poi darsi alla fuga insieme al resto della banda. Soccorso, il ventunenne è stato prima medicato sul posto dai sanitari, poi accompagnato in pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Immediata la denuncia ai carabinieri di Padova che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle camere presenti in Piazza dei Signori, sono riusciti ad identificare l'aggressore. Si tratta di un sedicenne che è stato riconosciuto dalla vittima ed era già stato controllato nei giorni precedenti dai carabinieri sempre nel comparto piazze. Per lui è scattata una denuncia al Tribunale per i minorenni di Venezia con l'accusa di lesioni personali.